Mister Tiozzo, al termine della sconfitta contro il Portogruaro, una brutta sconfitta arrivata in una partita che non ha visto il Charles fare il Charles della situazione. Come si spiega questo brutto passo falso e come si potrà ripartire in vista della prossima domenica? Le sconfitte sono sempre difficili da spiegare, giusto? Si è perso e penso bisogna dire la verità, si è perso meritatamente. Ok? Questo va detto e vanno fatti i complimenti agli avversari. Voglio sottolineare che oggi non è andato bene quasi niente e di fronte a una prestazione del genere io credo che esista fare il mea culpa ed esista dire che Tiozzo Luca non è stato in grado di dare ciò che questa gara aveva bisogno. Perciò io dico che il responsabile di questa sconfitta me la devo prendere io, perché non sempre le partite vanno come le prepari, c'è sempre un piano B e io non sono riuscito ad approfondire quello che poi la partita poteva dare e le insidie che ci potevamo avere. Di questo mi dispiace perché poi la mia squadra, voglio sottolinearlo e ripetere, è una squadra forte che ha bisogno da martedì prossimo di fare un altro tipo di partita, un altro tipo di settimana, non che non ci fossimo allenati bene, anzi, però ripeto, adesso ho sbagliato, farò di tutto per riportare il sorriso a questa squadra. Sì, una curiosità, nel finale si è fatto male Barlocco e sai qualcosa delle sue condizioni? Hai avuto qualche Credo aggiornamento? Barlocco ha avuto un problema alla gabbia toracica, stava in autoambulanza, credo non sia nulla di grave, farà comunque degli accertamenti. E un'ultima invece su due indisponibili di quest'oggi, perché possono aver pesato le assenze di Sicu dietro e di Di Maira davanti. Che tipi di problemi avevano? Sicuramente possono pesare, ma voglio anche sottolineare che questa è una rosa competitiva, è una rosa che non può basarsi sulle assenze ma deve basarsi sui presenti e oggi non sono riuscito a dare valore a questa rosa.